Siamo qui all'interno degli studi di Teleregione con Luca Sanna perché oggi ritorniamo a parlare di archeologia, ne parliamo con un archeologo che sta facendo tanto per il territorio, ma cosa significa, cosa vuol significare poi questa giornata per voi? Questa giornata che abbiamo organizzato è importante per il territorio perché serve per valorizzare il sito che abbiamo iniziato a scavare 10 anni fa e che speriamo possa essere un trampolino di lancio per una crescita a livello territoriale e ambientale di tutto Monteleone. Ma Monteleone è sicuramente un grande sito, ma cosa significa poi per voi fare gli archeologi in un paese come il nostro ricco di storia? Monteleone è un posto meraviglioso per il paesaggio ma soprattutto per i suoi abitanti. Lavorare in un sito del genere è meraviglioso appunto per il contatto umano che poi si instaura con le amministrazioni ma singolarmente con ogni abitante del luogo. Tutto questo porta a costruire un sistema che all'interno di un paese così piccolo però può portare una crescita comune. Essere archeologi significa avere tanta pazienza e passione. Non è un lavoro semplice, è un lavoro complicato e duro, ma che comunque sia, se fatto bene, porta grandi soddisfazioni a chi le fa e ai luoghi in cui si fa. Noi naturalmente vi diamo appuntamento con De Prodier, stiamo partendo, c'è la sigla e poi viva Monteleone Roccadoria e diamo la parola poi ad Alessandra Mura. Sacarena mia, abba lágrimas, tu és arena mia, deusa onda tua, sus ores mare pra nos, salenare to. Paraula, sos fiancos tuos, nues en neula, a sos ogros míos, paren faula, dromo intratie, sone anima. Siamo col sindaco di Monteleone Roccadoria al quale chiediamo come è iniziato questo bellissimo progetto che coinvolge i castelli del nostro territorio, il primo Festival delle Arti in Sardegna. Beh, sicuramente questo è dovuto al fatto insomma, della grande conoscenza di tutti gli operatori dell'università, quali il dottor Milanese, Luca Sanna, insomma, e i vari personaggi che hanno lavorato in questi ultimi anni qua a Monteleone Roccadoria per gli scavi e tutto quello che è la nostra tradizione. Idee comunque forza di questa amministrazione è sicuramente quella di portare avanti il discorso cultura, ambiente, paesaggistico, insomma, rivalutando così appunto le nostre peculiarità, quelle che sono insomma, il paesaggio, il lago, le rocce. Puntualmente ci stiamo organizzando così nelle varie parti dell'anno a organizzare manifestazioni fisse, quali la cultura appunto, le arrampicate sportive e anche una parte del carnevale. Tutto questo per comunque far conoscere il nostro paese insomma, e dare un certo sviluppo sicuramente turistico. Riusciamo a valorizzare in questo modo il nostro territorio e quindi anche a creare un sistema turistico locale forte e importante per la Sardegna? Sicuramente sarà un
piccolo tassello per la Sardegna, indubbiamente, anche come sono le nostre caratteristiche. Senza dubbio sarà un momento di conoscenza per tutti, insomma, anche per quelli che vengono da fuori, un turismo diverso, un turismo comunque lanciato verso quel che sarò anche ripetitivo, ma insisto perché sono fortemente convinto, sia per la cultura e sia soprattutto per il paesaggio. Abbiamo dei dati certi di presenze, di personaggi che insomma, e di persone, turisti eccetera, che vengono dal nostro bacino d'utenza che è Alghero, insomma, dato che siamo a 35 km, e tutto questo ci permette di farci conoscere e comunque dare un senso della Sardegna diverso, essendo un piccolo paese con una certa storia, insomma, una provenienza diversa da quelle che sono le città del mare. Possiamo dirlo, quindi non solo costa. Non solo costa, no, non solo costa, bellissima, conosciutissima soprattutto negli anni, ma la gente richiede le tradizioni, richiede il modo di essere, la cordialità, insomma, e tutti quei fattori soprattutto che ci caratterizzano come sardi, che insomma ci danno un certo orgoglio di essere qua e di portare avanti queste manifestazioni. Marcello Madau, siamo onorati di averla qui con noi perché lei ha condotto i primi scavi qui proprio ai piedi del monte di Monteleone Roccadoria. Ecco, ci racconti un po' il trascorso di questa vicenda e finora tutto ciò che abbiamo scoperto del nostro passato e della nostra storia. Sì. Monteleone Roccadoria si fecero questi scavi nell'84 quando dovevano realizzare il bacino dell'Alto Temo, quindi fu fatta quella che oggi viene chiamata un'indagine preventiva e trovammo attorno a un nuraghe un vastissimo villaggio punico fondato quindi in età cartaginese, l'unico del nord Sardegna, che diede quindi un contributo, una novità assoluta. Oggi il villaggio è ancora in buone condizioni ma è sotto l'invaso, si spera che si possano riprendere le indagini. Riusciamo a crederci in questo progetto, quindi a valorizzare il nostro territorio per far sì che anche il nostro futuro sia migliore sotto diversi aspetti, lavorativo, ma anche così cercare di portare la gente a vedere non soltanto le coste ma anche l'interno della Sardegna. Io credo che sia possibile, dipende molto dai cittadini e dalle comunità. Se le comunità lo vogliono e riescono davvero a trasformare non in parole ma in fatti il rapporto con l'identità e col territorio, non ci saranno pericoli, perché attualmente c'è un tentativo molto forte di indebolire la tutela e attaccare il territorio anche a livello legislativo che solo le comunità unite per difendere i territori possono rintuzzare. Professor Marco Milanese, quest'oggi lei è stato un po' il moderatore e ovviamente il principale attore di questo progetto, valorizzare il territorio e recuperare il nostro passato. Oggi ci possiamo ancora credere? Sì, penso di sì, perché poi la situazione di Monteleone Roccadoria è davvero favorevole, nel senso che riesce a coniugare questo piccolo comune dei siti archeologici di grande importanza a livello non solo locale ma anche regionale, di tante epoche diverse, di periodo punico, periodo romano e particolarmente anche del periodo medievale, associato ad un ambiente e a un paesaggio davvero inconsueti. Io credo che partendo poi dai ritrovamenti anche degli scavi del castello di Monteleone che oggi abbiamo presentato e dagli scavi anche del villaggio di Tudera che sono stati presentati anche oggi, si possa costruire un progetto di valorizzazione del territorio per un uso sociale della storia, nel senso per far capire alle persone che la storia può essere non solo conosciuta e contemplata ma anche fruita in maniera diretta, nel senso che gli spazi della storia, gli edifici, quindi anche il castello ritrovato di Monteleone può con un progetto intelligente ritrovare delle nuove funzioni che siano adatte e compatibili con la società attuale. Alessandro Soddu, anche lei oggi principale attore di questa manifestazione, cosa significa oggi valorizzare il territorio e quindi riscoprire il nostro passato, i segni del passato tangibili che abbiamo qui davanti a noi?
Monteleone Roccadoria è la dimostrazione che il patrimonio ambientale e storico merita e deve essere valorizzato. Un contesto come questo non ha bisogno di grandi investimenti, se non la volontà da parte dell'amministrazione e di enti preposti alla ricerca come l'università nella quale io lavoro o la soprintendenza archeologica si mettano d'accordo e lavorino insieme per realizzare dei progetti che trovano anche il favore di grandi enti finanziatori come l'Unione Europea, e Monteleone Roccadoria è la dimostrazione che queste cose si possono fare, si possono realizzare anche in tempi relativamente brevi. Sindaco Monti, il primo Festival delle Arti inizia proprio qui a Monteleone Roccadoria. Cosa ne pensa di questo progetto della valorizzazione dei nostri castelli? Io sono molto favorevole a questa manifestazione perché oltre alla valorizzazione di ciascun paese si sta valorizzando il territorio e quindi anche il castello, che è una particolarità di Monteleone, ma i nuraghi, che sono altre particolarità di Villanova, di altri centri, messi insieme, messi in rete, offrono al turista una esperienza culturale non indifferente. Quindi ecco perché vedo molto favorevolmente questi tipi di incontri e soprattutto questi studi che hanno una validità importante anche per tutto il territorio e non solamente per il singolo paese.